sto profondamente bello. Ma bello, bello, bello. Se mi guardate bene, amici ed amiche, ma pare ciccio bello. Ciccio perché tengo poche panze. Bello perché sto troppo bello. E allora per questi vostri bellissimi regali ci vuole una bella preghiera di ringraziamento al Pataterno. E allora la mia preghiera, raccogliamoci un minuto tutti quanti. Salam, salam, mortadella, provolone, salsiccia, friariella, parmigiano tutto puro, sullastra di patana caretta tantoppa, puparola imbuttunata, oliva e cappariella, puparola di patana e carcioffa alla rostuta, ma paprunacella. Amen. La preghiera di ringraziamento, ciao, però quello che vi voglio dicere è una cosa un po' più speciale. Sì, puzzate sta buona 100 anni. A faccia la brioche. Le vostre donazioni mi trasformano. A che erano un vicchiariello, sono diventato un giovanettello. E te, 65 anni. Nuoglione. Oh, veramente, oh, vero? E come ci stai bello? Muore un modello. Veramente, i vostri regali fanno schiattare chi deve schiattare. E chi è che deve schiattare? Che la zapata la fatina trucchina! La fatina turchina, io avessi chiamato la fatina Ma è mai possibile, né? Pensavate che tu stai in coppa a terra, si vive e beccia da marito, sto povero disgraziato e geppetto che con te ha passato vuoi, perché ti ringhieti in dura la mattina alla sera e mo ti fatti i capelli blu. Righi, no, ma non figlia, ma non ce lo poteva quando ti cucca prendoli e te panava. E un aspettare che pigliavo pezzi e alberi che si poteva scarfare perché teneva un fuoco disegnato vicino. Il si mette a faticare per si scaffano fuoco, ma fai nascere un burattino. Un massimo ragazzino poi un po' burattino verde per dare un creatura, è possibile. Non miracolo, ma sto geppetto con una sega ha fatto una creatura. Un massimo ragazzino non poco accetta a diventare una creatura, o accetta a diventare una burattino. Secondo me la fatina turchina stava fatta. Secondo me o si scassava il bombolone o tirava con mano ciuccia. Dice, che pure, dice, ma vuol dire, dice, dice, ho peccato. E che vuol dire, ma? No, dice, ma perché lo ciuccia tira? Tira la carretta! La fatina turchina, non si va! A schiattare! Dico io, ma come si fa, no? Ma è mai possibile che sto Pinocchio tu lo fai nascere l'ignamma che c'ha di una cazzimma bizzeffa? Se vuoi scaffare un poco, voglio che indacchi la casa, un fritto che si tava lo sangue, o fai a bruciare pure le pie. E poi dici che sei la mamma, molla ne miei tempi. Che lo povero Geppetto, rinda a casa, là, non tenevo lietto, non tenevo niente che mangiare.
qualcuno ogni tanto ci vede una cosa, arriva a Pinocchio, sto povero disgraziato. Ma visto che tu fai miracolo come a Padre Pio, no? Oggi un bello appartamento con c'è canocce! Oggi un bello frigorifero in tutta di roba! No, a cazzimma, a carogna! Picciò è una zavara! Però complimenti a Mastro Geppetto. Una sega facetta nucleata solo che facetta un poco con difetto. O pastrona se ci facetta un citrullo. Per non far capire la cazzata che aveva fatto ricetta a fatina, quella non è bugie. Insavate. Che la disconnacchiato lo grillo parlando. Ma ragazzi, si è visto mai con lo grillo parla? Dice, ma quella è una favola. Ah, vabbè, allora immaginiamo che era napolitana. O grillo diceva vicino a Pinocchio, uè, voglio, ma te pao, t'ha pigliato il gaucho. E tu a questo povero padrone tuo stai facendo tutto come la mind. O grillo parlante di origine Torre Annunziata. Pinao, ti avevo bravo, ti ne voce una chiara. Ah, bello e buono figlio, tanto per essere dolce, lo porto un martello a presa. E sveglia che suonavano, e Geppetto che rompeva. Avanza vacante, un culo fresco. E come faceva freddo in da casa di Geppetto, in 10 anni, che lanciavate la pata turchia. Ma era almeno una stufa, sto cristiano. Papà una bolletta, no! Non c'è niente da fare, i vostri regali mi trasformano come faceva il dottor Jekyll e Mr. Hyde, a che tenevo l'occhio mucciacchi bascia e te, di come sto bella, ma pare ciccio bello! Oh, ma veramente c'è un ghegano, oh, di come stai bella, ma pare un modello! Grazie per i vostri 1000 regalini, grazie.